Ricchetto Sandri, Roberto Straulino, due simboli in modo diversi del Cedarkis che ha dominato i campionati, in particolare dagli anni 90 agli anni 2000. Partiamo da Ricchetto Sandri, domanda che sto facendo a tutti: che cos'è per te il Cedarkis, Ricchetto? Boh, non saprei spiegarti in parole così facili. Tanto. È tutto, È tutto. perché io sono anche del paese. Tu hai vissuto anche le partite, diciamo, non in maniera tranquilla. No, per niente, forse ogni tanto anche in maniera oltre, però sempre, a parte con una persona che ha dichiarato... Boh, lasciamo Vabbè, perdere, dai. sì, è una festa, dai. Ecco, finita la partita però andavo sempre a bere con tutti. Chiedevo anche scusa se qualche volta ho sbagliato tante volte, non ho avuto problemi a chiedere scusa. Roberto Straulino, per tutti Stitch, che ricordi hai dei tuoi anni al Cedarkis? Bellissimi ricordi. Ho trascorso 10 anni indimenticabili a livello calcistico, anche a livello umano, perché ho trovato, dobbiamo dire, una grande società. E una cosa che vorrei dire è che dovrei fare un plauso soprattutto ai fratelli Rainis, perché sono è una vita che hanno dedicato una vita a questa società e grazie a loro continua a vivere alla grande, diciamo. Tu sei uno dei pochi casi a essere diventato un giocatore simbolo di due squadre, prima i Mobilieri e poi il Cedarkis. Non è male, no? Sicuramente. Diciamo che io ho fatto una scelta nel 97 perché come giocatore avevo, come tutti penso, ambizioni vincenti e diciamo che ho fatto la scelta giusta, anche se a Sutro ho trascorso begli anni.